Arresto a scuola. Studente sedicenne bloccato dai carabinieri a Dolianova per estorsione e bullismo contro un compagno di 14 anni. L'arresto è scattato in flagranza. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di andare avanti ti chiedo velocemente di iscriverti e lasciare un like, così possiamo dare più voce a questi episodi gravi di bullismo. L'episodio è avvenuto martedì in un istituto superiore di Dolianova. La vittima, un 14enne, era vessata dal sedicenne sin dall'inizio dell'anno scolastico. L'aggressore ha prima sottratto una felpa e un borsello, per poi pretendere una somma di denaro per la restituzione. I docenti, già a conoscenza della situazione, hanno immediatamente allertato il 112. I carabinieri di Dolianova sono intervenuti in un attimo, trovando la refurtiva nello zaino dell'aggressore. Ma le accuse non finiscono qui. I militari hanno anche trovato sul telefono minacce esplicite. Il sedicenne è stato arrestato in flagranza per estorsione e trasferito in un centro di prima accoglienza a Cagliari. Questo caso è un segnale drammatico del problema del bullismo minorile in Sardegna. Se vuoi aiutarmi a dare più attenzione a casi come questo, iscriviti e metti un like. E dimmi, secondo te come si può fermare davvero il bullismo nelle nostre scuole? Grazie di cuore per aver seguito questa cronaca di Dolianova. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.